lo scompenso cardiaco è una malattia in costante incremento nel mondo occidentale, interessa fasce di popolazioni prevalentemente anziane, che a causa di questa patologia hanno una qualità di vita spesso scadente e richiedono frequenti ricoveri ospedalieri. Con l'obiettivo di migliorare il loro quadro clinico e anche utilizzo delle risorse, stiamo conducendo uno studio randomizzato nell'ambito del progetto europeo Renewing Health che ci dovrebbe dare indicazioni sul ruolo del telemonitoraggio a domicilio di questa popolazione di pazienti. Telemonitoraggio che consiste in misurare una serie di parametri come frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione di ossigeno, il peso del paziente, che ci permettono poi questi parametri vengono acquisiti in automatico e monitorizzati centralmente giorno per giorno, in base ai quali poi si decide il tipo di trattamento da attuare in questi pazienti senza attendere il peggioramento clinico. Noi confidiamo che questo possa migliorare la loro qualità della vita, ridurre il numero dei ricoveri, allungare la loro durata della vita.